Buonasera a tutti, sono Barbara Bennati, come diceva Michele, e la mia intenzione questa sera è un po' né di fare la ricercatrice né di fare la scienziata, ma di fare quella persona, quel cittadino che ha cercato un po' di informarsi con l'aiuto e col supporto di colleghi e compagni di avventura. Quello che vorremmo passarvi questa sera è una serie di informazioni: che cos'è una biomassa, che cosa vuol dire avere un bruciatore, quelli che possono essere gli impatti ambientali, quelli che sono un po' le storie delle aziende, perché ci stiamo opponendo a questa centrale, che un po' è emerso dalle parole dell'assessore regionale, un po' è emerso da Michele e un po' è emerso anche dalle relazioni che abbiamo ricevuto dal professor Tamino e dal professor Federico Valerio, che sono ricercatori universitari che ci hanno supportato in questa nostra avventura. Allora, la prima domanda che ci facciamo è: abbiamo veramente bisogno di nuove centrali, e specialmente di centrali che abbiano un basso rendimento? La risposta è no. Perché no? Perché già da parecchi anni e da tutti i documenti che si possono consultare, di energia in Italia ne abbiamo più che sufficienza. Questo è stato anche testimoniato da un'audizione in Parlamento dei rappresentanti dell'Enel, che risale al 2002, in cui la riserva di energia elettrica per il nostro paese è di circa il 25%, cioè noi abbiamo un 25% in più di riserva rispetto a quello che stiamo al momento utilizzando. Quindi questo cosa vuol dire? Già oggi le nostre centrali sono sottutilizzate. Comunque proviamo a capire tecnicamente e anche semplicemente come funziona le parti di una centrale a combustione di biomassa o qualsiasi altra centrale, quindi è estendibile anche ad altre sostanze, ad altri combustibili. Abbiamo sostanzialmente una zona di bruciatore dove viene immessa la nostra materia prima, biomassa o altro, poi c'è una caldaia in cui il tutto viene riscaldato, viene prodotto vapore. Questo vapore va ad alimentare una turbina, la turbina va ad attivare un alternatore, viene prodotta l'energia elettrica che viene appunto poi venduta ad Enel, il vapore viene condensato, entra in una sorta di scambiatore, questo scambiatore va a riscaldare l'acqua e da qui potrebbe partire in teoria il processo di teleriscaldamento. Giusto per chiarire, perché vediamo spot e slogan di biomassa, capire che cosa vuol dire biomassa. Semplicemente si intendono tutte quelle materie biodegradabili dei prodotti, rifiuti, residui prodotti dall'agricoltura, silvicoltura, industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Gli incentivi, i famosi certificati verdi, che non sono altro delle sovvenzioni, dei soldi che vengono dati da parte dello Stato a fronte di sviluppo di tecnologie di energia rinnovabile, purtroppo vengono assorbiti in quest'ultimo periodo per la stragrande maggioranza da queste combustioni di biomasse. Perché? Perché dietro ci sono degli interessi economici molto elevati. E poi vedremo un po' anche nei particolari quelli che sono gli interessi economici che coinvolgono le due ditte, rispettivamente la Bioenergy e Termomeccanica. Che cosa viene proposto, scendendo un po' più nei nostri dintorni, nei nostri paraggi, a Sanguineto e a San Pietro di Legnago? In entrambi queste località viene proposto un inceneritore di biomasse, quindi con la tecnologia che abbiamo visto, definizione di biomassa che abbiamo visto, rispettivamente a Sanguineto sarà paglia e potrebbe essere paglia e stocchi, a Legnago cippato, lolla di riso e un po' di tutto, non è ancora ben chiaro cosa. Di fatto questi inceneritori di biomasse, per il 90% delle loro parti, quindi poco manca, ad essere inceneritori di rifiuti, e questo è stato dichiarato anche dalla stessa Termomeccanica in un incontro. Quindi un investimento relativamente basso e di lieve entità li porta ad essere degli inceneritori di rifiuti. È vero che deve essere ripresentato tutto un iter autorizzativo in regione,
questo è vero, ma nel momento in cui riescono a ricevere la prima autorizzazione, ricevere la seconda è una pura formalità. Qui abbiamo cercato di porre a confronto entrambe questi inceneritori che vengono proposti, a Legnago e a Sanguinetto. Qui diciamo per Sanguinetto abbiamo visto la relazione tecnica, per Legnago un po' ci siamo affidati agli organi di informazione, quindi sarebbe stato anche interessante avere qui con noi quantomeno bioenergy, anche termomeccanica, ma comunque insomma sarebbe stato meglio averle qui con noi per poter discutere apertamente. Vedete che ho messo qualche punto di domanda sparso qua e là. Perché? Perché un po' fa specie quella che è la potenza termica che è stata espressa per Legnago. A fronte di una potenza elettrica di 5 MW, di solito la potenza termica esprimibile è l'intorno del 20-30%, se non addirittura 50%. Legge fisica impiantistica che viene rispettata per Sanguinetto, ma che per Legnago lascia un po' a desiderare. Quindi nel caso in cui ci fosse stata bioenergy avremmo potuto capire il perché di questi valori, che tra l'altro sono in una delle osservazioni che la conferenza dei servizi a cui è stato presentato il progetto di Legnago, appunto anche lì è stato messo un grosso punto di domanda. L'altro punto invece di rilievo è la quantità di biomassa che viene utilizzata. Come potete vedere, Legnago ha un dimensionamento che è la metà di quello di Sanguinetto. La biomassa che viene utilizzata per entrambi è identica e qui qualcosa non va sicuramente. Se noi prendessimo per buono quello di Legnago, Sanguinetto dovrebbe essere almeno attorno a 95-100.000 tonnellate anno, cosa che è emersa sia dalla relazione del professor Tamino, è emersa anche facendo un po' dei calcoli di rendimento degli impianti, e quindi anche qui nel caso in cui ci fosse una termomeccanica sarebbe stato interessante capire da loro come hanno fatto a fare questi calcoli. Poi appunto per entrambi i comuni è stato previsto un indennizzo e questo la dice lunga su che tipo di impianto stiamo parlando, in cui devono venire ad indennizzare i comuni per poter costruire l'impianto. Lo stato delle pratiche. Per quanto riguarda Legnago, il progetto è già stato presentato in regione e al momento è sospeso perché appunto in sede di conferenza dei servizi sono state poste lamentate delle lacune che riguardano quelle che sono delle applicazioni di questo impianto in termini di teleriscaldamento. A quanto pare qui prima ci si propone di costruire l'impianto e poi eventualmente di capire come utilizzarlo, e questa è una delle lacune che è stata appunto che è emersa, e l'altra è appunto il reperimento di materie prime, perché anche lì si parla di tutto e di più, cioè dal legno al cipato, l'olla di riso, cioè qualsiasi materiale insomma che abbia una qualche forma vegetale può essere bruciato. Per quanto riguarda Sanguinetto invece siamo un po' più indietro, ma ci stiamo avvicinando di gran passo. Stiamo per approdare probabilmente in conferenza dei servizi a breve. Qui c'è stata la Giunta l'ha approvato il progetto il 5 di agosto, il Consiglio l'ha deliberato il 14 di settembre, adesso è stato passato in via informale la relazione tecnica sia alle minoranze che si sono dovute esprimere entro oggi tra l'altro, e sia ai comuni limitrofi che dovranno esprimersi con un loro parere entro il 10 febbraio, e poi probabilmente si arriverà in conferenza dei servizi e lì vedremo cosa succederà. Come si diceva prima, tale impianto, l'impianto di Sanguinetto, con praticamente lo stesso dimensionamento, è già stato rifiutato sia dalla cittadinanza dei comuni di Gazzo e anche di Nogara, ed è stato bocciato dalla stessa provincia l'11 febbraio del 2009, quindi praticamente un anno fa. Il rifiuto, la bocciatura da parte della provincia è emersa perché appunto si diceva non si può escludere una successiva riconversione dell'impianto per l'utilizzo di altri materiali, quali ad esempio i rifiuti solidi urbani. Quindi, poiché questa materia è di competenza della provincia e loro, dubitando fortemente sulla quantità di materia prima che fosse disponibile e utilizzabile, hanno detto, a fronte a questo, la materia rifiuti è di competenza della provincia e noi per questo motivo al momento ci rifiutiamo di portare avanti un tale tipo di iniziative.